Valli del Pasubio. Un'alpinista è rimasta ferita mentre saliva il pilastro del Baffelan. La donna, una trentina di 46 anni, era impegnata con un compagno di cordata sul penultimo tiro della via Soldà, quando in vista di una sosta è scivolata. La caduta ha dato origine a un pendolo sulla corda che ha portato l'alpinista a sbattere sulla roccia più volte. Il compagno l'ha sollevata fino alla sosta e ha chiamato i soccorsi, ma il salvataggio non è stato dei più semplici a causa delle avverse condizioni meteo. L'elicottero di Verona Emergenza ha imbarcato 12 soccorritori di Schio e Requaro Valdagno, portandoli fino al passo del Baffelan, da dove sono saliti fino alla cima, per poi calarsi al luogo in cui la malcapitata e il compagno di cordata aspettavano i soccorsi. La ferita è stata calata per 250 metri e portata all'ospedale. Basso Vicentino, 2 denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo 2 incidenti stradali avvenuti a Barbarano, Mossano e Asigliano. Si tratta di un 57enne di Poiana Maggiore, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,40 grammi litro, quasi 3 volte oltre il consentito, e di un 21enne di Zovencedo che all'alcol test ha fatto registrare 0,96 grammi litro, quasi il doppio. I carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria e la prefettura, le quali valuteranno i provvedimenti da adottare nei confronti dei 2 conducenti. Sussano ha approfittato della chiusura per la pausa pranzo di un'officina meccanica del posto per forzare la porta della ditta e impadronirsi di attrezzature da lavoro per un valore di 300 euro. Un 24enne romeno residente a Valliona è stato però identificato dai carabinieri grazie anche ad alcune testimonianze e al rinvenimento del materiale nel suo furgone. L'uomo è stato denunciato alla procura. Monticello Conte 8. I vigili urbani di pattuglia domenica sera verso ora di cena nel parco comunale hanno notato all'interno 2 ragazzi maggiorenni che, visti gli agenti, hanno iniziato ad agitarsi, preoccupati. Non hanno saputo spiegare cosa ci facessero lì di sera e alla richiesta dei documenti a uno dei 2, un 24enne, cadeva di tasca un grinder, un macina marijuana tascabile. Poco dopo, sperando di non essere visto dagli agenti, lo stesso giovane gettava a terra un involucro con alcuni grammi di droga. Portati al comando, solo il 24enne veniva segnalato alla prefettura di Vicenza in quanto deteneva circa 2,86 grammi lordi di marijuana.